il primo a difendere il diritto ad esprimere dissenso, ma manifestazioni non autorizzate rischiano di ledere il diritto di altri e trasformarsi in prevaricazione. Così Fedriga sui disordini di Trieste. Giuseppe Forciniti, accusato dell'omicidio della compagna Laurenti, avvenuto un anno fa a Roveredo in Piano, è stato rinviato a giudizio dal GUP di Pordenone, revocata l'istanza degli arresti domiciliari. Del nuovo patto finanziario con lo Stato arriveranno al Friuli Venezia Giulia 2 miliardi di euro nei prossimi 5 anni, un risultato sopra le aspettative per la Regione che punta a garantire migliori servizi ai cittadini. A Udine sta per partire un nuovo cantiere per mettere in sicurezza le scuole edilizie, è previsto un intervento da 230.000 euro per un nuovo tratto di pista ciclabile e allargamento dei marciapiedi. Il sindaco di Udine Fontanini risveglia le polemiche sulla casa dei bianconeri, si chiama Stadio Friuli Dice, il contratto specifica che il nome non può essere cambiato, altrimenti si tratterebbe di inadempimento. Buonasera, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Le manifestazioni non autorizzate rischiano di ledere i diritti di altri, di diventare prevaricazione. Lo ha detto oggi il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, aggiungendo di essere il primo a difendere il diritto a manifestare dissenso, ma nel rispetto delle regole. Se lavoriamo tutti assieme, ha affermato il Governatore, ci guadagna tutto il Paese. Se ci dividiamo a guadagnare saranno altri, non i nostri cittadini, non le nostre imprese. Io sono un inguaribile ottimista, penso sempre che con la forza della ragione e con la pazienza si possa raggiungere il dialogo. È chiaro che alcune scene che ho visto a Trieste ieri, ovvero persone che lanciano bottiglie e sassi alla polizia, là non richiedono dialogo ma richiedono censura e richiede una reazione forte. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga interviene così sugli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine di ieri a Trieste. Nel corso della giornata di oggi il presidio al varco quarto del Molo Settimo è andato via via smobilitandosi. Lavoratori portuali e No Green Pass si sono concentrati in Piazza Unità. In città sabato è prevista la presenza del ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, che dovrebbe incontrare una delegazione dei manifestanti. Attendiamo che chi ieri ha preso l'impegno, in cambio dell'incontro con il governo, a non fare manifestazioni, lo faccia rispettare, ha detto stamattina il prefetto di Trieste. Le manifestazioni non autorizzate, ha aggiunto Fedriga, rischiano di ledere i diritti degli altri e di trasformarsi in prevaricazione. Io mi schiererò davanti a chi vuole manifestare, sia ben chiaro, perché ritengo che in un paese democratico chi vuole esprimere un dissenso debba poterlo fare. È chiaro però che servono le regole, perché altrimenti le manifestazioni non autorizzate rischiano di ledere diritti di altri e a quel punto non è più una manifestazione, una prevaricazione. Per questo dico tutti cerchiamo di capire che se camminiamo tutti insieme ci guadagna il paese, ci guadagna il lavoro, ci guadagnano tutti i cittadini, ci guadagnano le imprese. Se ci dividiamo ho paura che ci guadagneranno altri paesi, imprese di altri paesi e faremo soltanto il gioco di chi vuole depotenziare la capacità di crescita che oggi l'Italia sta dimostrando, le imprese italiane, i lavoratori italiani stanno dimostrando e rischiamo di fare favori ad altri. Ai disordini avvenuti a Trieste ha accennato nella sua informativa di oggi alla Camera il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che ha parlato di analogie con gli scontri del 9 ottobre a Roma. Nonostante il richiamo del prefetto di Trieste alla palese illegittimità dello sciopero, è stato attivato un presidio al varco 4, ha relazionato Lamorgese, impedendo lo scarico e carico merci a 700 mezzi pesanti. A fronte di tale situazione, ha aggiunto, il prefetto ha indetto un comitato urgente di sicurezza in cui si è condiviso di effettuare lo sgombero. Nei momenti di maggiore tensione si è prefigurato il pericolo di degenerazione dell'ordine pubblico ed è stato necessario l'uso di idranti e lacrimogeni. Lamorgese ha parlato di caratteristiche analoghe ai fatti di Roma, ai cortei verso Palazzo Chigi e Montecitorio. E con le forze dell'ordine si schiera anche Deborah Seracchiani, presidente del gruppo PD alla Camera. Per Trieste credo sia giusto esprimere un apprezzamento per l'azione prudente ma ferma
ferma a tutela dei lavoratori portuali dell'attività del porto, che ricordiamolo è per importanza il 7° in Europa e il primo in Italia per traffico merci. Intervenendo sull'informativa del ministro Lamorgese, Serracchiani a Montecitorio ha ringraziato le donne e gli uomini delle forze dell'ordine che ancora una volta hanno dato prova di elevata professionalità e assoluta dedizione. La Presidente di Confindustria, Anna Mareschi Danieli, il giorno dopo la protesta dei no pass e dei portuali a Trieste, ha specificato che nelle aziende della provincia di Udine non si sono registrati particolari problemi e poi chiarisce: forse stiamo dando troppo spazio ad una minoranza. Stiamo dando troppo spazio a una minoranza, trascurando la stragrande maggioranza che responsabilmente si è vaccinata o si sottopone al tampone. Comincia così la nota della Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, il giorno dopo la protesta al porto di Trieste. Il porto non si è mai fermato, ma è passato il messaggio che lo scalo era pressoché paralizzato, dice Mareschi Danieli. Non è così e questa cosa fa male a tutti, nuoce al porto, alle imprese, ai lavoratori e all'intera comunità. Nelle aziende del territorio della provincia di Udine, prosegue la Presidente, non si sono registrati problemi particolari. La percentuale dei collaboratori delle nostre aziende sprovvista di Green Pass è molto bassa. Tutti sono stati molto collaborativi e molti di coloro che il Green Pass ce l'hanno non nascondono più il grande fastidio per le strumentalizzazioni cui abbiamo assistito nelle ultime settimane. È una maggioranza silenziosa e altruista che magari non fa notizia. È meglio concentrare l'attenzione sulla stragrande maggioranza di persone che si è vaccinata e continua a farlo, conclude Mareschi Danieli, e che consente anche alla minoranza che non intende farlo di gridare e manifestare. È giunto il momento di lasciare ai complottisti e agli agitatori senza scrupoli tesi estreme che ben presto purtroppo saranno sostituite da nuove elucubrazioni quando si parlerà di nuovi argomenti. Il gruppo Danieli informa che in tutte le sue sedi, grazie alla collaborazione dei dipendenti, il lavoro prosegue regolarmente senza interruzioni e che l'attività non ha mai subito rallentamenti legati a iniziative di protesta. Dei suoi oltre 4.000 dipendenti, ricorda in una nota il gruppo che produce impianti siderurgici, la percentuale di possessori di Green Pass è prossima al 100% e le sue assenze collegate alla sua mancanza sono esigue. Il senso di responsabilità di tutti ha garantito un efficace controllo del Green Pass, un flusso regolare all'ingresso degli stabilimenti ed evita la diffusione del virus all'interno dell'azienda. Ringraziamo tutti per la professionalità e il senso di appartenenza dimostrato, conclude la nota dell'azienda di Butrio, che assicurano il rispetto degli impegni assunti nei confronti dei clienti e delle proprie famiglie. Andiamo a vedere i dati dei contagi. Nella giornata odierna si registrano ben 6 decessi legati al virus. Sono spirati un uomo di 68 anni di Ronchi dei Legionari, una donna di 84 anni di Muggia, un 86 anni di Trieste, una donna di 89 anni di Sagrado, una donna di 90 anni di Trieste e una donna di 94 anni di Muggia. Restano 7 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre sono 46 pazienti ospedalizzati in altri reparti. Sono 94 i nuovi contagi emersi, 68 rilevati attraverso i 4.465 tamponi molecolari, 13 tramite i 24.796 test rapidi antigenici. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, sono state rilevate le positività di un infermiere e di un'ostetrica del Burlo Garofalo di Trieste e di un assistente sanitario e di un operatore sociosanitario dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Giuseppe Forciniti, accusato dell'omicidio della compagna Aurelia Laurenti, avvenuto un anno fa a Roveredo in Piano, sarà giudicato dalla Corte d'Assise di Udine. L'uomo è stato rinviato a giudizio dal GUP di Pordenone. Sarà giudicato dalla Corte di Assise di Udine Giuseppe Forciniti, l'infermiere di 34 anni che il 25 novembre 2020 accoltellò a morte la compagna Aurelia Laurenti, di un anno più giovane, colpendola con una ventina di fendenti al collo durante l'ennesima lite nella loro villetta Roveredo in Piano. Il GUP di Pordenone, Monica Biasutti, oggi ha rinviato a giudizio l'uomo poiché il reato potrebbe essere punito con l'ergastolo. All'infermiere infatti è contestata l'aggravante del vincolo di convivenza con la vittima. Nell'udienza preliminare il difensore di Forciniti, l'avvocato Ernesto De Toni, aveva chiesto per lui la revoca della custodia in carcere in favore dei domiciliari con braccialetto elettronico nella residenza dei genitori in Calabria. L'istanza è stata rigettata. Durante il processo, in particolare, dovranno essere ricostruite le modalità dell'omicidio. Forciniti ha ammesso di aver colpito la compagna, ma sempre negato di aver avuto lui il coltello in mano all'inizio della colluttazione. A rappresentare i genitori di Aurelia sarà l'avvocato Antonio Malattia, legale anche dei 2 figli della coppia, dei quali
i nonni materni sono tutori. Il processo, ha dichiarato Malattia, non potrà comunque restituire ai figli il diritto di crescere con un padre e una madre e nessun risarcimento, concluso, potrà mai riparare questa perdita. Agostino Maio, ex vice sindaco di Udine ed ex capo di gabinetto di Deborah Serracchiani, è indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sul biogestore che dovrebbe sorgere nell'area NET di via Gonars. L'ex vice sindaco di Udine, Agostino Maio, è indagato per corruzione. È lo sviluppo dell'inchiesta sul biogestore da 35 milioni di euro che dovrebbe sorgere nell'area di NET in via Gonars a Udine. Durante le indagini, coordinate dal procuratore di Udine Claudia Danelon, sono state trovate alcune mail dell'ex vice di Furio Onsel ed ex capo di gabinetto della regione durante la presidenza di Deborah Serracchiani, per le quali la procura ha ipotizzato che il politico udinese abbia agevolato l'aggiudicazione del project financing al raggruppamento temporaneo di impresa tra Bioener SPA e Green Project SRL. La corruzione si sarebbe concretizzata nel 2019 con un contratto di collaborazione da 18.000 euro lordi tra Maio, la cui abitazione è stata perquisita a inizio settembre, e Bionet, società di scopo creata per realizzare l'opera. Inizialmente nell'inchiesta erano state indagate 6 persone per turbativa d'asta. Successivamente per 2 di loro il titolo di reato è stato cambiato in corruzione. Riteniamo, spiega il difensore di Maio e di un altro degli indagati, l'avvocato Pier Enrico Scalettaris, che non ci sia turbativa d'asta. È normale che per il project financing i soggetti concordino prezzo e durata del contratto. Per quanto riguarda la corruzione, il mio assistito all'epoca aveva un incarico in regione, ente che non ha nulla a che fare con la NET. Se ci fossero irregolarità, conclude, sarebbero comunque di carattere amministrativo e non penale. Un morto e un ferito grave in autostrada è successo nella notte alle 4:30, un grave incidente nel tratto a 3 corsie della 4 poco prima di Meolo Roncada in direzione Trieste. Un furgone ha tamponato un auto articolato fermo nella piazzola di sosta. Nell'impatto è morta una persona, mentre l'altra, entrambe a bordo del furgone, è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale, 118, Vigili del Fuoco, personale di Autovie Venete e mezzi di soccorso. Per consentire l'arrivo dei soccorsi sono state chiuse la corsia di marcia, quella veloce, nel breve tratto dell'incidente, mentre i veicoli potevano proseguire sulla terza corsia. La situazione è tornata alla normalità verso le 7 di questa mattina. Dal nuovo patto Stato-Regione Friuli-Venezia Giulia arriveranno 2 miliardi nei prossimi 5 anni. Le risorse, dice il Presidente Federiga, potranno essere utilizzate per garantire migliori servizi ai nostri cittadini. Il Friuli Venezia Giulia avrebbe dovuto versare ogni anno allo Stato il 13,3% del proprio bilancio, mentre tutte le altre regioni autonome restavano sotto la quota del 10%. Con il nuovo patto Stato-Regione, nei prossimi 5 anni saranno disponibili maggiori risorse, pari a 2 miliardi di euro. Ho l'obbligo di ringraziare l'esecutivo perché è cambiato radicalmente il passo. Abbiamo fatto già nel 2019 con il patto che ho siglato con l'ex ministro Tria dei passi importanti, oggi facciamo una corsa, risorse che potranno essere utilizzate per garantire migliori servizi ai nostri cittadini e migliori opportunità a questo territorio. Devo dire che gli anni pregressi erano stati particolarmente distorsivi a discapito della nostra regione rispetto alle altre. Il governo ha capito e sono contento che siamo arrivati a questa soluzione. Abbiamo apprezzato questa spinta che è stata unanime da parte del Consiglio regionale a riconoscere appunto il valore dell'autonomia, che è sì finanziaria ma anche un'autonomia piena se esplicata secondo questo percorso, un percorso dove il contributo al saldo di finanza pubblica è uno degli aspetti che vanno appunto ad inserirsi in un quadro più ampio, la temporaneità dell'accordo secondo le nostre disposizioni statutarie ed anche il riconoscimento di clausole di salvaguardia della nostra autonomia. Ed ora andiamo a Udine, dove è in arrivo un nuovo cantiere per mettere ulteriormente in sicurezza le scuole dei Rizzi. È previsto un intervento di 230.000 euro per un nuovo tratto di pista ciclabile e l'allargamento dei marciapiedi senza ridurre il numero di posti auto. La Giunta Comunale di Udine ha dato via libera al progetto da 230.000 euro che riguarda l'area delle scuole dei Rizzi. Prevede la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile, l'allargamento, l'adeguamento e la messa in sicurezza dei marciapiedi, il miglioramento degli spazi per l'accesso ai servizi presenti senza ridurre il numero di parcheggi per le autovetture. Andremo a fare completamente il punto di attracco della FVG1 della ciclabile,
creeremo la nuova pista ciclabile di 3 metri fino a raggiungere il centro dei Rizzi, faremo di nuovo il marciapiede e soprattutto, siccome lì c'è la scuola primaria, c'è anche la scuola materna, andremo a rifare gli attraversamenti pedonali rialzati, colorati e messi in sicurezza. L'illuminazione nuova che potrà essere adeguata alle esigenze di via delle scuole, che diventerà a senso unico perché ha sia i parcheggi alla fine, 19 parcheggi, sia gli 11 parcheggi lungo la via che rimarranno. Abbiamo messo tutto a prova di disabilità, mettendo in pratica quelle che sono le ultime normative del PEBA e quindi a livello europeo per i disabili tutto il marciapiede, quella ciclabile e quegli attraversamenti pedonali e l'accesso alla scuola sarà tutta a prova di disabilità, compreso anche i segnali acustici che ultimamente stiamo usando, oltre al passaggio pedonale rialzato, come dicevo, che permette anche la sicurezza dei ragazzi. Grazie all'intervento della società Danieli Officine Meccaniche SPA a Udine saranno restaurati l'Arco Bollani e la fontana di Piazza San Giacomo, realizzata nel 1500 su disegno di Giovanni da Udine. Pulizia delle pietre, recupero e sistemazione delle parti lapidee deteriorate, trattamenti finalizzati a rendere duraturi nel tempo gli effetti dei lavori. Sarà restaurato in questo modo l'Arco Bollani in Piazza Libertà a Udine. È un'opera di un certo pregio, sopra c'è anche il Leone di San Marco, un grande Leone di San Marco, ha bisogno di una manutenzione straordinaria. Abbiamo ricevuto da parte della Danieli di Butrio la possibilità di fare questo lavoro con finanziamento di 30.000 euro. Abbiamo già chiesto alle Belle Arti alla sovrintendenza l'autorizzazione che ci è arrivata e adesso partiamo con l'appalto. Oggi in giunta abbiamo approvato in pratica il progetto di massima di questo intervento. Ed è previsto anche un ulteriore intervento in Piazza San Giacomo, nella fontana. Sì, io devo ringraziare la Danieli perché ancora una volta si dimostra molto vicina all'amministrazione comunale, ma soprattutto ai beni culturali e architettonici che questa città in Piazza San Giacomo. E al centro c'è questa fontana realizzata da Giovanni da Udine, su progetto da Giovanni da Udine, è una fontana del 1500, anche questa sarà oggetto di restauro da parte sempre, grazie a un contributo sempre della Danieli. La Danieli ci ha dato tantissimi aiuti, ricordo il restauro del castello che è stata l'opera più importante, ma anche le statue di Florian e Venturin che sono in Piazza Libertà, la torre dell'orologio con i 2 mori, sono tutte opere che la Danieli ha finanziato. Gli udinesi hanno promosso l'assistenza domiciliare in città, ma l'amministrazione comunale punta a un progetto che implementerà i servizi sul territorio con l'istituzione di presidi di riferimento in ogni quartiere. Gli udinesi promuovono l'ampio ventaglio di servizi sociali offerto dal Comune di Udine, in modo particolare il servizio di assistenza domiciliare. Su 360 questionari restituiti, il 73% del campione considerato ha giudicato molto positivo lo standard qualitativo del servizio erogato, il 21% abbastanza positivo e solo il 2% ha espresso parere negativo. Il Comune intende alzare l'asticella con l'erogazione di nuovi servizi. In ogni quartiere ci sarà un presidio sociosanitario, cominceremo dalle assistenti sociali, quindi l'assistenza sociale che è di competenza degli enti locali, cioè del Comune in questo caso, a queste affiancheremo proprio per dare un'integrazione, per dare concreta attuazione a quella che è l'integrazione sociosanitaria, a queste affiancheremo degli psicologi di comunità. Il progetto è di coinvolgere, centrare questo progetto anche sulla infermiera di comunità, coinvolgendo tutte le associazioni di volontariato che ci sono nel quartiere in modo tale da armonizzarle fra di loro, coordinarle. Il posto da dove cominceremo è il quartiere Aurora, una zona che per anni è stata considerata più disagiata rispetto ad altre e sulla quale pertanto abbiamo inteso impegnarci per primi, anche perché comunque lì ci sono già degli spazi di disposizione del Comune che vedono dei medici di medicina generale, gli assistenti sociali molto vicini, e lì vogliamo attivare immediatamente la figura dell'infermiera di quartiere e anche della psicologa di comunità.
Lutto nella sanità friulana, è morta a 64 anni la dottoressa Giuliana Gentile, una vita dedicata alla chirurgia e in modo particolare alla senologia per aiutare le donne a superare momenti difficili che si affrontano quando si scopre di avere un tumore al seno. I colleghi la ricordano come la pioniera della senologia in Friuli Venezia Giulia, che tanto si spesa per creare una struttura dedicata a una rete oncologica sul territorio. Dopo aver lavorato per diversi anni a Udine, la dirigenza del Dipartimento di Chirurgia dell'ospedale di San Daniele le aveva attribuito l'incarico di organizzare un servizio di prevenzione, trattamento chirurgico, assistenza nella zona del Friuli medio e alto collinare. Amava operare direttamente sul territorio, organizzando visite di prevenzione nei distretti collegati alla stessa azienda sanitaria. Le immagini si riferiscono a una delle trasmissioni di Telefriuli alle quali la dottoressa Giuliana Gentile aveva partecipato fino a un anno fa. Anche in Friuli Venezia Giulia, come nel resto d'Italia, il cancro al seno colpisce una donna su 8. La prevenzione è determinante poiché la patologia è in costante aumento e cala l'età media delle pazienti. Oggi, 19 ottobre, ricorre la giornata internazionale per la prevenzione del cancro al seno, che colpisce una donna su 8 anche in Friuli Venezia Giulia. In più, purtroppo, in questo momento c'è l'aggravante del fatto che per molti mesi anche gli esami di prevenzione sono stati fermati e quindi ci troviamo spesso ad affrontare una situazione di neoplasie un po' più avanzate di quello che ci si potrebbe aspettare. Cosa comporta il fatto di non prevenire per tempo la malattia? Non solo si allunga il periodo di recupero, può cambiare in modo radicale anche il tipo di terapia, non solo la chirurgia ma anche le terapie adiuvanti che ci aiutano a risolvere il problema della malattia. Non facciamoci spaventare da questo problema del Covid, in questo momento ci sono tutte le precauzioni e le possibilità, facciamo la prevenzione, vi prego, è l'unico strumento per aumentare le probabilità di guarigione completa. È vero che l'età delle donne che soffrono di questa patologia si sta abbassando? Sì, diciamo che la curva è lenta, però è una curva costante. Quindi questo noi ancora non sappiamo dire se è la genetica, le abitudini di vita, che cos'è, i fattori ambientali. Sappiamo che però la curva è molto lenta, ma va in quella direzione. I sindacati della sanità pordenonese denunciano ancora una volta la cronica carenza di personale in concomitanza con l'inaugurazione della cittadella della salute a Pordenone. Senza professionisti, dicono, le strutture perdono la loro importanza. Le nuove strutture sanitarie sono fondamentali, ma senza personale rischiano di essere depotenziate. Questo il messaggio lanciato dai sindacati della sanità pordenonese, anche attraverso un volantinaggio, contestualmente all'inaugurazione della cittadella della salute di via Montereale. La cittadella è una struttura molto importante per la sanità pordenonese, però con i muri non si fa sanità, bisogna avere anche il personale. La protesta è una protesta unitaria di CGL, CISL, UIL, Nursing e dell'RSU aziendale, quindi siamo compatti per dire basta a questa gestione della sanità. O si cambia rotta o la sanità di questa provincia va al collasso. Non più tardi di venerdì la scorsa settimana la direzione con una circolare interna ha fatto bloccare le ferie di tutto il personale, proprio perché manca personale e non si può dare la colpa ai Novax o chi non si è vaccinato, perché la situazione è drammatica e già da prima, quello che stiamo denunciando da un anno e mezzo. L'obbligatorietà del Green Pass e la sospensione di alcuni medici e infermieri non ha fatto che peggiorare la situazione. Si sapeva che arrivava il 15 di ottobre, bisognava attrezzarsi per tempo, come non si è attrezzati l'anno scorso per la seconda ondata autunnale della pandemia, non ci stiamo neanche attivando e non ci stiamo attrezzando neanche in questo momento. Questa è una cosa gravissima. Sono previste in questo momento una campagna di assemblea a tappeto per quanto riguarda il personale, per informare e soprattutto per avere rimandi da parte loro. Stiamo organizzando alcune cose che in questo momento la teniamo ancora in serbo, però non ci fermiamo qua. 14 tonnellate di carne suina lavorata, tra cui culatelli, prosciutti crudi, speck, fiocchi di prosciutto, coppe, pancette soppressa, salame, wuster e prosciutto cotto del valore di 225.500 euro sono stati sequestrati dai carabinieri del reparto tutela agroalimentare di Parma. I sigilli sono scattati per irregolarità riscontrate in alcuni salumifici delle province di Pordenone, Reggio Emilia, Parma e Bolzano. Sono state elevate anche sanzioni per 14.000 euro.
Il Festival Dedica, che quest'anno omaggia il giornalista e scrittore Paolo Rumiz, ha presentato ieri sera il primo appuntamento teatrale sulle tracce dell'autore, che questa sera riceverà il premio Crédit Agricole Friuli-Adria, Nuova vita per la scrittura. Un comodino, un libro, un quaderno, una valigia con la mia roba. Al Capitol di Pordenone lunedì sera è andato in scena il primo di 3 appuntamenti teatrali del Festival Dedica, in corso fino a sabato, incentrato sullo scrittore e giornalista Paolo Rumiz. Sul palco Massimo Somaglino, l'attore e regista friulano che ha curato anche la drammaturgia del Viaggio immobile, la lettura teatrale tratta dal libro Il Ciclope di Rumiz, accompagnata dalle musiche originali dal vivo di Mario Arcari, che con il clarinetto ha creato le atmosfere suggestive nel quale Somaglino ha innestato un'interpretazione capace di rendere tutta la densità del Viaggio immobile che Rumiz ha compiuto e narrato nel libro. Un'avventura dell'anima in un'isola uncinata al cielo, con le sue rocce plutoniche, fuori dai tracciati turistici, dove buca il blu, un faro tuttora decisivo per le rotte che legano Oriente e Occidente. E sempre al Capitol, questa sera è attesa la presentazione del nuovo libro di Rumiz. Nel corso della serata, intitolata Una storia d'argento e zaffiro, l'autore parlerà al pubblico del suo ultimo nato, Canto per l'Europa, edito da Feltrinelli, nel quale ripercorre una leggenda, un mito che parte dalla Siria, passa per la Turchia e arriva fino al vecchio continente, e lo fa con la sapienza delle parole, con la bellezza di uno sguardo sempre assetato di conoscenza e desideroso di portare al lettore nuove storie. Nell'occasione Rumiz riceverà il premio Crédit Agricole Friuli-Adria, Una vita per la scrittura, riconoscimento istituito dall'istituto bancario che da anni sostiene il festival. Siamo in chiusura, ma tra poco le notizie sportive, Sport FVG, dove si parlerà delle polemiche sulla casa dei bianconeri. C'è il sindaco di Udine Fontanini che dice si chiama Stadio Friuli, il contratto specifica che il nome non può essere cambiato, altrimenti si tratterebbe di inadempimento. Quindi questo e molto altro Sport FVG subito dopo la pubblicità. Grazie per l'attenzione e buona serata con i programmi di Telefriuli.